Addizionale IRPEF, IMU, TOSAP, imposta sulla pubblicità, servizi a domanda individuale, balzelli tutti proiettati verso l'alto. Ecco come il Comune di Agrigento pensa di fare quadrare i conti, pensa di chiudere il bilancio di previsione 2012, pensa di rattoppare i buchi, anzi le voragini. A farne le spese i contribuenti, le famiglie agrigentine chiamate a sostenere ulteriori sacrifici forse non più sopportabili. E in attesa che le proposte predisposte dagli uffici finanziari e già condivise dalla Giunta Zambuto approdino in aula, domani parte la sessione dei lavori, si sprecano le prese di posizione dei gruppi consiliari. Dopo il PDL oggi è il turno di Grande Sud, indice puntato in particolare sul comportamento del sindaco. Io ho la sensazione che il nostro sindaco sia affetto dalla sindrome del secondo mandato, proprio perché lo vedo spento, dimesso, rassegnato, apatico, forse già proiettato inesorabilmente verso altri lidi. Di fronte alle questioni nodali che attanagliano la nostra città, ormai il sindaco allarga le braccia sostanzialmente, niente di più. Questo schema del bilancio ci dice che l'idea di città futura del sindaco di Zambuto e della sua giunta ci narrano di un comune destinato ad essere soltanto uno stipendificio, pagatore di bollette di utenze e con le briciole che rimangono erogatore di servizi minimi obbligatori. Nessuna prospettiva di crescita. Gli arancioni, senza tanti giri di parole, attaccano la manovra varata dall'amministrazione. Non la votiamo, hanno tuonato Patti e Gibilaro e annunciano: presenteremo alcuni emendamenti per salvaguardare le tasche degli agrigentini. Possiamo parlare di impianti fotovoltaici ad Agrigento, possiamo parlare di gestione privata degli impianti sportivi, delle ville, dei giardini, possiamo parlare di riduzione dei costi in termini di telefonia, possiamo parlare di alienazione del patrimonio di immobili comunali attraverso una rivisitazione del piano. Voi siete pronti a collaborare, ma nella misura in cui l'amministrazione non dovesse recepire le proposte che vanno a beneficio dei cittadini, cosa è pronta a fare? Grande Sud, nel segno della responsabilità politico-amministrativa, è chiaro che questa manovra, questa proposta, così come ci è stata presentata, non va bene. Noi proporremo degli emendamenti costruttivi a questa manovra tributaria. Mi auguro che i colleghi consiglieri degli altri gruppi consiliari facciano le nostre proposte anche loro. Se la manovra tributaria presentata così com'è a noi non ci sta bene, per noi possiamo andare anche a casa, perché con una manovra del genere non ce la sentiamo di andare a mettere due mani nelle tasche degli agrigentini, ne possiamo mettere una, perché il nostro obiettivo è in primo luogo tutelare i cittadini che ci hanno votato e in primo luogo è anche quello di tutelare l'ente che rappresentiamo.